È mercoledì 28 febbraio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. E allora questa mattina ci occuperemo del valore dei farmaci e anche del nuovo ambulatorio medico della Caritas Catania e di mototerapia. Ma prima c'è la cronaca, in apertura la cronaca nera, c'è stato un omicidio a Vittoria, un 23enne è stato ucciso, sembra che il delitto sia legato ad un regolamento di conti nel mondo dello spaccio. Il killer è ancora ricercato. C'è l'ipotesi di un regolamento di conti dietro l'omicidio di Giovanni Russo, 23 anni, freddato nella sua abitazione di via Colle d'Oro nel quartiere Maritaggi di Vittoria, non distante dall'ospedale Guzzardi. Sulla scena del crimine sono arrivati carabinieri e polizia che avrebbero raccolto elementi utili alle indagini, compresi bossoli trovati nell'abitazione, forse anche di calibro diversi. Circostanza che lascerebbe intendere ad un conflitto a fuoco in cui è rimasto esanime Russo. Il killer è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine e non si esclude che possa essere rimasto leggermente ferito, anche se dalle prime ricerche negli ospedali del Ragusano non sembra siano giunte persone con ferite d'arma da fuoco. Qualcuno avrebbe sentito anche diversi spari in lontananza, 3 o più colpi. Uno di questi è risultato fatale a Russo, su cui si stanno concentrando gli investigatori nel tentativo di ricostruire il movente dell'omicidio. Sembra che la vittima fosse legata ad ambienti della criminalità locali e le indagini si starebbero concentrando sul mondo della droga. Sul posto è arrivato il sostituto procuratore Ottavia Polipo, mentre la polizia scientifica ha effettuato i rilievi sulla scena del crimine. Adesso andiamo a Palermo, scommesse e debiti lavati con il sangue, 3 fermati per il delitto allo Sperone. Gli indagati farebbero parte di 2 gruppi criminali che gestiscono le puntate online. La vittima era ritenuta l'astro nascente del clan. Si chiama Antonio Mira, ha 55 anni e titolare di una sala scommesse. È lui l'uomo accusato dalla polizia di aver ucciso Giancarlo Romano e ferito gravemente Alessio Caruso ieri sera allo Sperone di Palermo. È in stato di fermo insieme al figlio che lo avrebbe aiutato e allo stesso Caruso, ancora in gravi condizioni in ospedale. Anche il presunto assassino è ferito, in maniera però più lieve, a una gamba. Gli uomini della squadra mobile di Palermo e del servizio centrale investigativo della polizia ritengono di aver ricostruito l'intera vicenda partendo dalle attività dei 4 e ripercorrendo i fatti attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona. Una vicenda che si sviluppa nel giro delle scommesse clandestine con una punta nelle estorsioni. Tutto nasce da un presunto debito di 2.500 euro che avrebbe contrapposto 2 gruppi, da una parte Romano e Caruso, dall'altro Mira e il figlio. Secondo le indagini la prima aggressione sarebbe avvenuta da parte della vittima Giancarlo Romano, che avrebbe tentato di riscuotere il credito vantato insieme al ferito Alessio Caruso di 27 anni. Ne sarebbe nata una lite e una sparatoria di fronte alla sala scommesse di Mira, in Corso dei Mille, durante la quale sarebbe rimasto ferito proprio Antonio Mira ed una seconda persona. Ma la famiglia Mira non poteva passare sopra affronto e ferite, dunque avrebbe reagito alla tentata estorsione inseguendo i suoi aggressori insieme al figlio. Il conflitto a fuoco sarebbe ripreso poco distante e proseguito lungo le strade del quartiere fino a via 27 maggio, dove Antonio Mira avrebbe ucciso Romano e ferito gravemente Caruso. In stato di fermo anche lo stesso Caruso, il ferito grave, che avrebbe assistito la vittima nel suo tentativo di recupero crediti che gli inquirenti considerano comunque un'estorsione, peraltro su proventi illeciti. Una complessa storia criminale, quella ipotizzata dagli investigatori, finita nel sangue e forse non ancora conclusa del tutto. E ora torniamo a parlare della morte di Alfio Torrisi, il falegname di Giarre, deceduto alle Bahamas, rientrato in Italia poi senza organi. I legali della famiglia fanno adesso un appello al ministro della Giustizia Nordio per sollecitare la firma della rogatoria internazionale e poter ottenere dunque tutta la documentazione dell'autopsia che è stata effettuata a Freeport. Si appellano al ministro della Giustizia Nordio, gli avvocati della famiglia di Alfio Torrisi, morto alle Bahamas mentre lavorava su una nave da crociera, per sollecitare la firma della rogatoria internazionale trasmessa dalla Procura di Catania e ottenere tutta la documentazione dell'autopsia che sarebbe stata effettuata a Freeport. La Procura etnea ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte del 54enne di Giarre, deceduto nell'ottobre del 2023 al Rand Memorial Hospital di Freeport, per la quale ci sono 2 indagati
reati come atto dovuto per eseguire l'autopsia come atto irripetibile. Per il medico legale è stato infatti impossibile eseguire un esame completo sul corpo dell'uomo privo di organi interni, sostituiti da segatura mista a fogli di giornali americani per imbalsamarlo. Fondamentale diventa quindi recuperare la documentazione della prima autopsia e i vetrini istologici che l'ospedale delle Bahamas dovrebbe aver conservato. I legali della famiglia Torrisi rivolgono anche un accorato appello al ministro degli esteri, Antonio Tajani, affinché attivi la Farnesina per accertare le cause della morte del lavoratore e per fare chiarezza sul motivo per cui il suo corpo è giunto ai familiari senza organi interni. Bene, adesso invece andiamo a dare una sbirciata e approfondiamo più che una sbirciata i quotidiani regionali. Lo facciamo con Emanuela Corsi e a lei chiaramente do la parola. Sì, Angelo, allora c'è tanta cronaca, soprattutto per quanto riguarda la nostra regione oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Partiamo da Repubblica Palermo. Intanto l'apertura è dedicata ancora una volta al caso di questa università fantasma. È stato ribattezzato il caso come Bosnia Gate. Altre denunce, leggiamo, rete con prof e burocrati regionali. La Guardia di Finanza continua ad ascoltare gli studenti, focus delle indagini sul flusso dei pagamenti. Tra poco vedremo, intanto restiamo sulla prima pagina, vediamo anche le altre notizie. Un giro d'affari da 30 milioni, gli ospedali adesso sospendono i tirocini. A centropagina vediamo il calcio, il Palermo che si ferma, naufragio rosanero, scrive appunto Repubblica Palermo, vetta più lontana, il Palermo sconfitto al Barbera dalla Ternana. Bruttissimo stop per la squadra di Corini, soprattutto perché arrivava in un momento in cui probabilmente Corini e i suoi pensavano e speravano di poter incamerare 3 punti che li avrebbero riportati comunque tenuti attaccati al treno che porta alla promozione diretta. La Ternana è una squadra in difficoltà, aveva fame, il Palermo forse era più sazio. Mai, nel pallone non bisogna mai fare pronostici perché tutto, fino alla fine, fino al 90° minuto tutto può veramente cambiare. Il reportage a Palermo, strade vuote e la macchia di sangue, Sperone adesso ha paura dopo l'ultimo caso di sangue. L'inchiesta, quei 100 milioni di lire incassati dalla Barbera, continuano ad emergere nuovi elementi su questa vicenda, insomma, per quanto riguarda il processo sul depistaggio e sulla figura appunto di Arnaldo La Barbera, il super poliziotto di Palermo che è morto nel 2002. La finanza in basso, 2 pretendenti per Banca Sant'Angelo e poi la grande bellezza, il business mancato delle chiese sconsacrate. Questa era la prima pagina di oggi, ma andiamo a vedere all'interno, quindi in primo piano, queste indagini su questo Ateneo fantasma. Aumentano le denunce degli studenti per il Bosnia Gate. Ancora colloqui con il nucleo di polizia finanziaria della Guardia di Finanza, focus delle indagini sul flusso dei pagamenti. E vediamo qua 2 personaggi chiave di questa vicenda: Salvatore Messina, che è il presidente del comitato scientifico Jean Monnet legato all'Ateneo di Gorazde, appunto in Bosnia-Herzegovina, e poi Kaja Imsirovic, soprannominata Lady Bancomat, attiva nella società Pro B2B. E Jean Monnet, chi è? Padre fondatore dell'Unione Europea, un nome scelto non a caso. Un'altra storia, intanto la notizia prosegue anche a pagina 3, ecco perché poi vedevamo un'altra notizia prima. La rete dell'Ateneo Fantasma con prof, dicevamo, e anche burocrati regionali. Una fonte dice si scambiavano favori, prestazioni nel nome della convenienza reciproca economica e di immagine. Ianna Antuoni, Crui condanna questo tipo di scappatoie visto il durissimo percorso di selezione che affrontano ragazzi e ragazze, perché poi diciamo questo caso
ha aperto... E coinvolge tanti ragazzi che hanno magari investito sul loro futuro e che ora si ritrovano praticamente con niente. Sì, con nulla in mano sostanzialmente. Però dicevamo è un caso che ha aperto un po' un tema, quello della laurea un po' più facile, con atenei magari anche dell'estero. Diciamo che le scorciatoie non sempre poi ti portano al traguardo. Questo è un caso di una scorciatoia che forse scorciatoia non possiamo... Bisogna vedere se poi è una scorciatoia realmente, perché magari i ragazzi hanno pagato delle rette, credo, abbiamo visto nella pagina che avevi prima, hanno versato tanti bei soldini questi ragazzi per poter partecipare a questi corsi. E quindi cosa significa? Significa che in qualche modo ci hanno rimesso non solo il titolo, ma ci hanno rimesso anche tanti soldi. È stato un investimento per il futuro che poi alla fine si è rivelato un bluff, o potrebbe rivelarsi un bluff. Ancora ci sono delle indagini in corso, chiaramente non si deve fare luce. Si sta indagando la procura, vedremo che cosa scaturirà poi. E poi a proposito di ancora tirocini e via dicendo, un giro d'affari da 30 milioni, gli ospedali adesso iniziano a sospendere i tirocini. Un altro caso, l'ammontare delle rette pagate da 1 migliaio di studenti in 10 anni. E quindi queste erano le notizie in primo piano, ma andiamo a vedere un'altra notizia di oggi. Le scommesse, un debito di 2.500 euro, così padre e figlio hanno ucciso il boss. Camillo e Antonio Mira fermati per l'omicidio di Giancarlo Romano. La DDA era un astro nascente dei clan, e qui vediamo appunto la vittima freddata lunedì sera in via 27 maggio allo Sperone. Torna ancora la paura dopo questo ennesimo caso. E quindi negozi chiusi, strade vuote e quella macchia di sangue allo Sperone. Torna la paura. Un residente: siamo preoccupati, a scuola molti bambini assenti. Il parroco: qui bisogna offrire alternative. Vediamo appunto questa foto. La maschera per l'ossigeno a terra utilizzata lunedì sera dai sanitari che hanno soccorso il ferito, dicevamo, in via 27 maggio. In alto invece c'è il centro scommesse in Corso dei Mille, davanti al quale è cominciata la lite mortale. Ecco qui, questo è l'altro punto, l'altro luogo da dove è partita questa storia, che poi è finita e sfociata con un omicidio. L'agenda rossa sparita e i misteri di La Barbera. Tra il 1990 e il 1992 incassò ben 114 milioni di lire. Questa è l'ultima notizia che emerge dalle indagini. L'indagine avviata dopo il racconto di un testimone sul ruolo dell'ex capo della mobile nel giallo delle carte di Paolo Borsellino ha portato a un'altra scoperta. Per 2 anni appunto il super poliziotto legato ai servizi versò sul proprio conto grosse somme in contanti. E poi vediamo anche le tappe. Il testimone: nel settembre scorso un amico della famiglia La Barbera racconta che l'agenda rossa è a casa dei parenti del poliziotto. Dopo l'audizione del testimone, la procura di Caltanissetta decide di perquisire le abitazioni dei familiari di La Barbera. I magistrati incaricano la Guardia di Finanza di esaminare la documentazione bancaria trovata proprio a casa del poliziotto. L'esito delle perquisizioni svelato dal PM Bonaccorso appunto al processo sul depistaggio. Una notizia che troviamo anche sulla prima pagina della Sicilia di oggi, quindi cambiamo quotidiano, eccola qui. La Barbera versò 114 milioni in contanti, i misteri del faldone del gruppo Falcone, nuovi atti al processo sul depistaggio di via D'Amelio. Ma ci sono anche altre notizie. Intanto vediamo guerra e pace nel mare siciliano. Questa foto è di un'esercitazione NATO antisommergibili che si chiama Dynamic Manta. E poi si parla anche delle elezioni in Sardegna e di tutto lo scompiglio che ne è derivato per quanto riguarda gli assetti anche politici del nostro paese tra partiti. Le matite di Todde agitano il governo. L'eletta la risposta ai manganelli. Meloni:
fa mea culpa e dice imparo dagli errori, gelo con la Lega, Movimento 5 Stelle e PD esultano alla ricerca del campo largo. Una notizia che troveremo su tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali, infatti tra poco ci occuperemo di questo, ma intanto vediamo anche le altre notizie. Restiamo in Sicilia, a Catania il figlio del boss gestiva commercio di alcolici e bevande truffando lo Stato. A Paternò un arsenale sottoterra nel fondo di un 72enne era a disposizione dei santapaoliani. E ancora vediamo in alto a Catania stupro alla villa, 19 marzo ci sarà l'incidente probatorio, ma si parla anche di un caso, di un altro omicidio che è avvenuto in questi giorni nella nostra regione a Mascalucia, omicidio, l'indagato resta in carcere. Ancora a Catania, inchiesta sanità, slitta la sentenza. E poi qui in alto vediamo come sempre una notizia dedicata alla Catania, Coppa Italia DC. Stasera il Catania sfida il Rimini per approdare alla finalissima. Lo stadio è sold out. Sì, quasi 20.000 i biglietti, saranno 170 circa i tifosi del Rimini che occuperanno la zona riservata alla tifoseria ospite, ma sono oltre 19.200 i tagliandi già staccati, quindi sold out, non ci sono biglietti da giorni per quella che è la partita considerata diciamo della stagione, perché potrebbe, a prescindere dai risultati del campionato, dove il Catania in questo momento è decisamente in ritardo, regalare, in caso poi di una combinazione particolare, se dovesse andare il Padova in finale e quindi non sarebbe necessario vincere la Coppa, se il Padova chiaramente dovesse arrivare tra le prime tre in campionato, quindi tutto questo anima le fantasie chiaramente e la voglia dei tifosi rossoazzurri che stasera ci credono. E ci credono, anche se il tempo insomma non è bellissimo oggi, però lo spettacolo del Massimino sold out per una partita metà settimana di Coppa Italia, di categoria, fra le altre cose, Coppa Italia di Serie C, grande risposta, è una grandissima risposta, un atto di amore della tifoseria nei confronti del Catania. Speriamo che la squadra dia delle risposte questa sera. Ovviamente tutto questo lo seguiremo su Telecolor. Tutto questo ovviamente a partire dalle 20 questa sera su Telecolor con diretta stadio. Faremo un pre-partita di una trentina di minuti come sempre, sino alle 20:30. Con me ci sarà in studio Alberto Cigalini, ci sarà anche il tecnico Saro Foti, al Massimino ci sarà la coppia di cronisti, nel senso, voglio dire, il commento di Angelo Patanè, il commento tecnico invece di Carlo Breve. Tutto questo ovviamente a partire dalle 20. Speriamo sia una serata indimenticabile. Attendiamo anche l'esultanza di Patanè, che ormai è diventato anche un fenomeno social. Speriamo ci possa essere l'occasione. Le sue urla di gioia ormai veramente spopolano su TikTok, ovunque, Instagram, ovunque, basta che entri e trovi Patanè, è diventato un influencer. Esattamente. Va bene, noi torniamo alla nostra rassegna stampa, quindi abbiamo ancora qualche, forse minuto velocissimo, vediamo appunto all'interno della Sicilia la Barbera con i 114 milioni in contanti, ma poi il caso di Mascalucia, il suocero omicida, volevo difendere figlia e nipote, arresto. Due prime pagine, mancano le due prime pagine degli altri quotidiani siciliani. Okay. Mi riferisco al Giornale di Sicilia e alla Gazzetta. Allora vediamo subito il Giornale di Sicilia. Far West, mafioso allo Sperone, questa è l'apertura. La faida tra i titolari di 2 centri scommesse porta in carcere padre e figlio, considerati i killer di Giancarlo Romano. Nel lungo pomeriggio di botte e spari, ferito pure un cliente. E invece vediamo l'apertura della Gazzetta del Sud. Il ponte è ancora in primo piano, Fari sugli espropri, al comune di Messina nuovo confronto tra l'amministratore delegato della Stretto Ciucci e il sindaco Basile, e poi apre lo sportello al Palacultura, 250 le abitazioni interessate. Ma c'è brevemente anche un'altra notizia purtroppo di cronaca, non ce l'ha fatta il 16enne vittima di uno scontro, di un incidente avvenuto in autostrada sulla A18 all'altezza di Letojanni alle 5 di domenica scorsa, è stato ricoverato al Policlinico, ma purtroppo non è riuscito a farcela, è morto. Allora, grazie Emanuela per la lettura puntuale dei quotidiani siciliani di questa mattina in edicola. Fra poco, dopo la sosta, invece, leggeremo e approfondiremo i fatti nazionali ed internazionali, sempre con Emanuela Corsi. Vi aspettiamo a Buongiorno Sicilia.
nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, andiamo da Emanuela Corsi stavolta per i quotidiani nazionali. C'è la politica in primo piano, partiamo dal secolo XIX oggi e vediamo in Liguria l'effetto Sardegna, perché insomma pare che questa vittoria in Sardegna possa avere anche delle conseguenze anche in altre regioni d'Italia, in questo caso nella Liguria. Eleggiamo Orlando del PD, ripartiamo dall'accordo con il Movimento 5 Stelle, Rosso di Fratelli d'Italia, cambiare Toti sarebbe sbagliato. Toti è il presidente appunto della governatore della Esatto, esatto. Meloni si impara anche dalle sconfitte, Salvini apre a un accordo in Basilicata ma chiede la conferma di Zaia, Schlein appello a Calenda. Quindi continua questa, diciamo, querella interna al centrodestra, ma non solo centrodestra, anche nel centrosinistra, sul terzo mandato ai governatori, perché anche insomma, il governatore dell'Emilia Romagna in qualche modo preme sull'opposizione perché ci possano essere altri mandati per gli altri governatori. Il terzo, ecco, questo è il terzo tema, mandato, il terzo di una lunga serie magari. No, vabbè, già. Il terzo mandato significherebbero 15 anni per chi chiaramente dovesse essere eletto, chiaramente. Il manifesto, vediamo la stessa fotografia dove ci sono appunto Conte, la Schlein e la Todde, nuova governatrice della Sardegna, e scrivo se stiamo insieme. Beh, si scomoda la grande Mina, no? E anche Riccardo Cocciante e Mina, se stiamo insieme. L'alternativa c'è, la direzione giusta, Schlein festeggia la vittoria in Sardegna e ora i Dem spingono per l'intesa anche in Piemonte e Basilicata, quindi abbiamo visto Liguria, Piemonte e Basilicata, insomma pare che si sia trovata la formula. Si vuole esportare il modello Sardegna in queste altre regioni per cercare di creare chiaramente un problema alla maggioranza di governo. Però c'è Conte che frena, valutiamo i singoli progetti. Prodi, il centro-sinistra vince se appunto unito, Calenda mai più soli nelle regioni. Quindi c'è una parte diciamo che spinge verso una grande coalizione di opposizione e un'altra che sentiamo anche Conte che è un po' più prudente diciamo e non si lascia andare a futuri progetti. Perché chiaramente forse probabilmente Conte vuole mantenere comunque l'identità del Movimento 5 Stelle, non vuole essere assorbito in un calderone che mette insieme tutte le opposizioni. Questa potrebbe essere una chiave di lettura. È probabile. E poi c'è Libero invece che scrive ammucchiatissima, ovviamente riferendosi sempre alle opposizioni. Dopo il voto in Sardegna anche Calenda si butta nel campo largo con PD, Verdi e Sinistra, con la benedizione di Prodi. Sarà il circo, così chiosa appunto Libero in apertura, facendo vedere anche, come possiamo vedere, tutti i leader delle opposizioni. E poi andiamo a vedere il Riformista. Qui invece si mette in primo piano il ruolo di due leader del centrodestra, Salvini e Meloni. Bisogna saper perdere. Devo dire però la Meloni ha anche chiamato il nuovo governatore, la nuova governatrice della Sardegna, si è complimentata con lei, ha ammesso pubblicamente di aver sbagliato. Bisogna vedere se poi dall'altra parte, mi riferisco chiaramente all'altro competitor della maggioranza, quello più acceso, più caldo, accetterà determinati aspetti, se troveranno un punto d'intesa. Vedremo, siamo qui anche per commentare questo. Domani, scrive Redde Razionem nella destra, Meloni ha paura di perdere ancora. Dopo la vittoria di Todde, Schlein rilancia la strategia giallo-rossa, enigma anche qui Conte. Poi il Tempo, mea culpa del centro-destra. I tre leader restano uniti, scrive il Tempo. Impariamo dalla sconfitta, nelle liste più voti dei rivali. Ma questo deve fare capire al centrodestra che effettivamente la scelta del candidato forse non è stata quella... No, perché cos'è che ha pesato? È stato il voto disgiunto, quindi... E quindi là bisogna fare una riflessione attenta. Hanno sbagliato il candidato, senza andarci troppo, girarci troppo attorno, questa è stata... Ma più che altro è stata diciamo, una scelta proprio del Presidente del Consiglio a volere quel candidato, forse doveva accettare i consigli degli degli altri alleati.
Scatta subito la rivincita in Abruzzo, perché adesso il prossimo banco di prova sarà l'Abruzzo, dove si vota a marzo per la riconferma del presidente Marsilio. E poi Campolargo, Schlein insiste, così anche in altre regioni, e Calenda vuole entrare. Qui vediamo il tempo di Osho dedicato proprio a Meloni e Salvini. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, che scrive: una sconfitta, impareremo. Tensione nel centrodestra dopo la Sardegna, il centrosinistra discute di nuove alleanze. Truzzu è solo colpa mia. La neogovernatrice Todde invece dice rotto il tetto di cristallo, decisivo il disgiunto appunto di più di 5.000 elettori. Ma là c'è la riflessione del ex sindaco di Cagliari, che non ha capito probabilmente che la città non era soddisfatta di quello che aveva fatto e avrebbe dovuto dire agli alleati: guardate che c'è questa situazione. L'avrà detto? Boh, non lo sappiamo. L'ha detto dopo. L'ha detto dopo. Meloni, Salvini, alleati e duellanti, quindi ovviamente sotto i riflettori c'è il rapporto tra i due leader, e poi l'intervista a Giuseppe Conte, che dice non è una gara con il PD, e l'intervista a Stefano Bonaccini, che invita Elly Schlein proprio ad allargare alle altre forze politiche di opposizione. Non c'è ovviamente soltanto questa notizia, anche se abbiamo visto l'apertura di quasi tutti i quotidiani. Ci sono anche altre notizie, purtroppo si torna a parlare di femminicidi. Si chiama Sara, aveva 41 anni, è stata uccisa a coltellate, il compagno si è suicidato oppure in fuga. Uccisa a coltellate davanti alla casa della madre. La violenza è avvenuta a Bovolenta nel Padovano, così è morta Sara Buratin, ad aggredirla il compagno Alberto Pittarello. E poi per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, qui vediamo Biden che mangia un gelato. Biden parla della tregua mentre appunto si concede questo sfizio. La risposta alla domanda di un giornalista a New York, vediamo, dice: spero di dare l'annuncio entro lunedì appunto di questa tregua. Speriamo. Speriamo, ma purtroppo ci credono in pochi. La Nazione, vediamo anche qui apertura dedicata al voto in Sardegna, ma la fotonotizia a centropagina è dedicata appunto all'ennesima vittima di femminicidio. Un altro femminicidio 24 ore dopo il delitto di Lucca, quindi veramente in un giorno si contano altre due vittime. Padova, uccisa a coltellate dal marito. E ancora andiamo alla Stampa, anche qui la fotonotizia è dedicata a questa ragazza di 41 anni, questa volta è Sara, questo è il titolo appunto. E poi Meloni, Salvini, alta tensione, l'apertura di oggi. Vediamo anche altre notizie. La scossa di Draghi all'Europarlamento, che dice non dite sempre no, è l'ora delle riforme. Perché sappiamo che Mario Draghi è un grande europeista e vorrebbe una Europa non solo unita economicamente e politicamente, ma anche altri scenari da un punto di vista militare, insomma un'Europa veramente un po' come la Confederazione degli Stati Uniti d'America. Esattamente. Ecco, si vorrebbe spingere ancora di più in questa direzione Draghi. Quindi non un'Europa legata solo da motivi economici. Economici e politici, fra virgolette, ma anche altri aspetti. E poi si parla anche di Fedez oggi e la depressione. Lui ha ammesso di aver sofferto di depressione, di aver anche fatto delle terapie farmacologiche, e dice non curatevi da soli. Truppe NATO a Kiev, Macron resta solo. Questo per quanto riguarda la guerra invece in Europa. La proposta di Macron, quella appunto di inviare delle truppe sul fronte di guerra, ma a quanto pare una proposta che non viene accolta dagli altri paesi. E lo vediamo sul Fatto Quotidiano, che appunto dedica l'apertura proprio a questo: l'ultima follia bellicista, soldati dell'Unione Europea in Ucraina, Macron e altri leader, truppe
contro la Russia. Ma arriva il no pure da Biden, conferma dall'Unione Europea, anche altri paesi li vogliono. Tajani si sfila, Bruxelles vuole produrre da sé droni e munizioni. Questa era l'apertura appunto del Fatto. Abbiamo il tempo per un'ultima prima pagina. E allora vediamo Repubblica. Repubblica che dedica l'apertura a Schlein, non finisce qui, appunto dopo il voto in Sardegna, ora è sfida in Abruzzo, opposizioni unite nell'assalto al fortino di Fratelli d'Italia. E poi c'è questa fotonotizia dedicata ad un altro oppositore russo, Orlov, in carcere accusato di offendere le forze armate russe, 70 anni, attivista russo e copresidente di Memorial, finito in manette. Grazie allora ad Emanuela Corsi, torneremo sui giornali nel corso della mattinata, intanto noi ci fermiamo e subito dopo questa pausa i primi ospiti della nostra giornata. Buongiorno Sicilia. Bentrovati da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata di mercoledì con un vortice ciclonico a interessare tutto il centro-sud Italia. Piogge, rovesci e temporali, specie dal pomeriggio. Nuvole e piogge anche a settentrione, qui miglioramento a partire dalle ore pomeridiane. Sulla Sicilia condizioni di instabilità tra la tarda mattinata ed il pomeriggio, transiterà una linea temporalesca con venti forti, rovesci e anche dei temporali, in particolar modo sulle aree centrali dell'isola. Le temperature comunque non saranno fredde, anzi durante il pomeriggio ancora valori diffusamente tra i 15 e i 20 gradi per venti tesi dai quadranti meridionali. Poi in serata ruoteranno da ovest-sud-ovest. Giovedì migliora parzialmente il tempo, sempre però condizioni di variabilità e di tanto in tanto qualche occasionale piovasco ancora possibile. Maggiori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Travimeteo o sul sito web. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 E 19:20 c'è chi la vuole cotta. Eccoci, buongiorno Sicilia, i primi ospiti della nostra mattinata. In studio ci hanno raggiunti intanto Giuseppe Cirino, che è il presidente della Società Italiana di Farmacologia, buongiorno. Buongiorno a tutti. E il professore Filippo Drago, che è ordinario di farmacologia all'Università di Catania. Allora, si discute tantissimo su quello che può essere il valore terapeutico e quello, diciamo, economico del farmaco. Che tipo di relazione c'è fra questi due fattori? Lo chiedo intanto al professore Drago. Beh, esiste una correlazione diretta tra valore clinico terapeutico di un farmaco e, come dire, valore monetario. Il problema non è il fatto che insomma, si stabilisca questo rapporto. Il problema è come viene stabilito questo rapporto, perché chiaramente ci sono farmaci particolarmente efficaci che costano, hanno un prezzo elevato, farmaci innovativi, farmaci biologici, e farmaci che magari hanno un valore meno rilevante e che per il loro prezzo molto basso possono talvolta non essere apprezzati o come dire, anche esclusi dal mercato. In questi giorni si è parlato tanto di assenze nel mercato di farmaci che hanno prezzi relativamente bassi, se non addirittura assolutamente bassi, ma che mancano. Pazienti vanno in farmacia e non trovano farmaci antiepilettici, non trovano farmaci per la terapia della sostituzione degli enzimi pancreatici, per esempio. Ecco, perché ci sono dei meccanismi che fanno sì che questi farmaci vengano esclusi dal mercato. E ci sono, cioè perché questi meccanismi? Perché tendono a indirizzare attenzione il paziente consumatore verso altri farmaci, lo chiedo adesso al professore Giuseppe Cirino, o altrimenti perché mancano le materie prime per produrre questi farmaci? Ma visto che siamo a una trasmissione mattutina dove penso l'audience sia il più variegato,
è importante spiegare che, come in tutte quante le cose, produrre qualcosa ha un costo. Certo. Ora, da un certo punto di vista va fatto un distinguo. Uno è l'efficacia di un farmaco, e quindi il fatto che questo farmaco curi un paziente. Un altro che le aziende farmaceutiche non sono delle onlus. Ora, potrei fare molti esempi, ma diciamo voglio farne un paio in particolare. Diciamo, voi siete subissati da una campagna che vi dicono che sull'antibiotico resistenza, certo. Campagna giusta. Le persone, diciamo, mediamente informate sanno che adesso perlomeno non è bene prendere un antibiotico immediatamente, però esistono le superinfezioni. Per le superinfezioni bisogna sviluppare un nuovo antibiotico. Adesso le faccio un esempio proprio classico del problema. Io sviluppo un nuovo antibiotico, costo, diciamo, giusto per far capire a chi ascolta, così vagamente, un 100 milioni di dollari, va? Allora, tecnicamente, con una percentuale di fallimento, cioè io posso portare avanti un antibiotico e tecnicamente questo antibiotico può fallire per motivi che fa degli effetti collaterali non voluti, per un qualunque motivo fallisce, quindi io faccio un investimento. Arrivo alla fine di questo investimento e poiché per la terapia antibiotica questo antibiotico giustamente viene lasciato per ultimo, viene messo come antibiotico ospedaliero, che cosa succede? Che l'azienda non può avere il suo rientro e quindi diventa una specie di, come dire, tira e molla. In altri paesi, tipo gli Stati Uniti d'America, hanno trovato una soluzione, però lì è diverso perché sono le compagnie assicuratrici, quindi bisogna che il contesto. Un altro esempio che le faccio e che penso anche il collega professor Drago sia d'accordo, da esimio farmacologo clinico qual è che tecnicamente, per esempio, uno dei farmaci più utilizzati per il diabete è la metformina. Io adesso non so qual è il nome commerciale. Lei pensi che la metformina costa una sciocchezza e oramai tecnicamente produrla è quasi non conveniente, però frattanto è un farmaco di prima scelta nel diabete e se voi parlate con le aziende vi dicono che il guadagno è irrisorio. E però adesso faccio l'avvocato del diavolo, certo. Ma i pazienti devono curarsi. Esatto. Allora li indirizziamo verso che cosa? Dei farmaci più costosi? No, non è questo. Il problema è che la salute, glielo voglio dire in termini di borsa, è una blue chip. Se lei va a vedere tutti i pacchetti azionari, li arricchiscono con le aziende farmaceutiche, perché la richiesta di salute, la richiesta di benessere è elevata. Pensate che qui c'è gente che pensa di prendere farmaci che sta bene per stare meglio, il che, come dire, è un ossimoro, o ossimoro, come lo volete dire. Non ha senso, cioè, per capirci, non ha senso se tu stai bene prendere un farmaco per stare bene. Perché dico tutto questo? Perché è un contesto estremamente complesso. Io per esempio non ho mai capito questa cosa del farmaco equivalente, cioè c'è un farmaco che ha un prezzo, bene. Poi vado dal farmacista, vedo che quel prezzo magari è un po' esagerato e mi viene dato un equivalente che però ha un prezzo diverso. Ma questa è una scelta. Come funziona questa? Questa è una norma che risale a diversi anni fa. È una norma che vuole privilegiare quelli che si chiamano equivalenti o generici. In realtà il termine più corretto è generici perché si usa in tutto il mondo, generics in inglese. Ecco, se esiste un generico per una specialità medicinale, a meno che il medico non abbia prescritto esattamente quello che noi chiamiamo originatore, quindi sulla ricetta scrive esattamente il marchio, e il farmacista ha l'obbligo di offrire al paziente il generico a più basso costo. Poi è la scelta del paziente che, se vuole proprio l'originatore, deve pagare di tasca propria la differenza. Ma gli effetti sono uguali? Uguali, certo. Identici. Quindi non c'è una guerra così all'interno? No, ma una le guerra voglio economica. spiegare una cosa. Alcuni di questi farmaci sono in commercio da centinaia, non voglio, l'aspirina è centinaia di anni, va bene? Sì. Però, come dire, alla fine è semplicemente un processo produttivo, però questo fatto che la sua domanda non è peregrina, lo sa perché? Lei ha colto nel segno di una cosa importante. Se io azienda spendo 100 milioni di euro o di dollari per sviluppare un farmaco, io ho soltanto una fetta di anni per rientrare dall'investimento. Dopodiché chiunque mi può copiare. Chi fa il generico
diciamo, è fuori brevetto, per capirci. Ok. Allora facciamo un esempio. Lei insieme al suo collega può decidere, se apre una piccola azienda, di vendere l'acido acetilsalicilico che è l'aspirina, o il paracetamolo, che sarebbe la famosa tachipirina. Sì. Perché lo può fare? Perché in fondo si tratta solo di formularlo e non è nemmeno necessario fare uno studio clinico per provare che è efficace, perché l'efficacia è comprovata. Quindi, vede, come forse può dire meglio il collega Drago, c'è un bilanciamento. Insomma, le aziende devono tutelare quelli che sono gli investimenti, esatto, e il mercato in qualche modo deve dare anche le risposte che si attendono le aziende per rientrare. Per rientrare, perché poi le aziende prendono questi soldi e reinvestono di nuovo in salute. Diciamo che ai telespettatori poi alla fine interessa poco questo tipo di... Sì, però devono... La gente dice: io vado in farmacia, se mi serve l'aspirina chiedo l'aspirina che si chiami acido acetilsalicilico, non me ne frega niente, perché ho bisogno di, che ne so, ho un po' di mal di gola e prendo le pastiglie per il mal di gola che hanno come principio attivo quello che ritrovo poi. Le posso far fare una risata a lei e a tutti gli ascoltatori? Io adesso lei pensa di fronte a lei a un professore importante, qualcosa del genere, ma io per anni ho sofferto, caro Filippo, perché gli amici mi chiamavano, cioè, guarda, ho questa cosa, che mi consigli? E io davo il nome della molecola, ho detto poi vedi tu in quale scatolo sta, perché tecnicamente prima non esisteva, erano tutti nomi commerciali. Gli antinfiammatori importanti saranno 6 o 7, ma fanno 1000 referenze, 2000 referenze, perché ognuno aveva un nome diverso. Adesso... Adesso però parliamo Prego. di quello che è il vostro incontro. Certo. Vi ritrovate tra domani e il 1° di marzo a Catania per un convegno nazionale, una conferenza più che altro, una conferenza nazionale sulla farmaceutica, per parlare di cosa? Di ricerca intanto, dell'efficacia dei farmaci, di quello di cui abbiamo parlato stamattina noi? Questo è un argomento di nicchia. La conferenza, questa è la 22esima edizione della conferenza nazionale sulla farmaceutica, cade in un momento direi piuttosto delicato della vita della nostra agenzia italiana, che è stata di recente rinnovata. Proprio qualche giorno fa si è completata la procedura delle nomine della nuova commissione, della commissione scientifico-economica e dei vertici di AIFA. E quindi in questa occasione i 3, come si dice, stakeholders della farmaceutica italiana, cioè l'istituzione fondamentale, l'AIFA, ma anche l'Istituto Superiore di Sanità, le industrie e l'accademia, si confronteranno per discutere su 4 temi che sono stati scelti tra quelli più cogenti, quelli più, diciamo, rilevanti, e cioè il nuovo regolamento di HTA europeo, che rivoluzionerà il modo con cui i farmaci verranno valutati e approvati a livello europeo. In qualche modo, giusto per spiegarlo, un sorta di protocollo, no? Non è un protocollo, c'è l'obbligo da quest'anno sostanzialmente, poi man mano nel tempo il numero o la tipologia di farmaci che verranno inclusi in questa procedura si incrementerà. C'è l'obbligo da parte dell'Italia di diciamo, aderire ad una valutazione della qualità in termini clinici di un farmaco che viene fatta a livello europeo, cioè non c'è più una valutazione nazionale, ma è una valutazione europea. Quindi ci sarà un ente europeo? Sì, è sempre l'EMA che dirige questo tipo di procedure. Poi abbiamo un'altra sessione che riguarda la revisione dei criteri di innovatività. Questo è un aspetto fondamentale, perché molti farmaci vengono dichiarati, considerati innovativi, hanno un valore di prezzo maggiore per patologie particolarmente difficili da curare. E poi un'altra sessione sarà dedicata alle malattie rare. E infine una sessione è dedicata alle criticità dei trials clinici, degli studi clinici. C'è un problema di fondo che è un po' collegato a quello che dicevamo prima. Molto spesso quando si studia un farmaco, e si diceva prima come le industrie ovviamente fanno un investimento su un farmaco nuovo, molto spesso il trial clinico, lo studio clinico viene impostato in maniera
apparentemente non conforme con certi criteri che sono considerati importanti dall'agenzia, e quindi succede che un farmaco importante tante volte viene valutato meno bene di quanto valga. Quindi ecco, bisogna essere più diciamo oggettivi? Esatto, Ecco, in questo senso. Chiudo con il professor Giuseppe Cirinio. La nostra ricerca in Italia, come siamo messi rispetto all'Europa e rispetto al mondo? Insomma, i nostri ricercatori sono all'altezza di questa sfida nuova che ci chiede l'Europa? Potrebbe parlare per un'ora. No, io le chiedo di farlo in 30 secondi. No, io sono brevissimo. Noi siamo altamente competitivi, siamo molto bravi e diciamo, non sono io a dirlo, sono i media quando fanno quello che si dice una valutazione di ciò che viene prodotto scientificamente in Italia, che è molto elevato. L'Italia non ha una vocazione imprenditoriale tipo start-up, tipo spin-off, per far capire a chi ascolta, non esistono investitori in idee. Che vuol dire investire in idee? Io e il professore Drago possiamo aver avuto un'idea, fondato una piccola società che ha un brevetto, andare a trovare dei soldi in Italia per fare questo è difficile. Quindi, oltre a migrare i ricercatori, ricordatevi che migrano le idee e anche le portiamo start-up. all'estero. Però se posso, negli ultimi 10 secondi, dire una cosa che non ha voluto dire il collega. Vi voglio soltanto far ragionare che lui ha detto un numero, 22esima conferenza. Considerate che il professor Drago sono 22 anni che porta qui a Catania tutti i maggiori esperti di regolatorio e diciamo tutti coloro che sono coinvolti, diciamo è una cosa per addetti ai lavori, specialisti, e tecnicamente veramente diciamo domani, dopodomani ci saranno qui tutte le persone di spicco che sanno parlare o sanno che cosa succederà politicamente nell'oggetto di questa piccola cosa, la salute. Grazie. Buon lavoro a Giuseppe Cirinio, Presidente della Società Italiana di Farmacologia, e al professore Filippo Drago, che è professore ordinario di farmacologia della Università di Catania. Ci fermiamo, noi torniamo con un altro argomento che poco ha a che vedere con quello di cui abbiamo parlato fino adesso, però in qualche modo ci rivolgiamo ai più deboli, ai fragili, perché la Caritas ha un nuovo ambulatorio a Catania, quindi per dare assistenza. Fra pochissimo a Buongiorno Sicilia. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e diamo il benvenuto a Salvo Guarnera, che è il referente della rete sanitaria per la Caritas. Buongiorno. Ormai da pochi giorni a Catania c'è una nuova struttura che dà accoglienza, che dà la possibilità ai meno fortunati, a chi ha necessità, di essere diciamo, visitati, seguiti quando si hanno dei problemi di salute. Ci dice da cosa nasce questa esigenza di fare una nuova struttura, perché ce n'era già una esistente, evidentemente forse non bastava più. Esatto, nasce dalla evidenza che la povertà sanitaria è un problema e cresce sempre di più. Negli ultimi anni tutti i dati, come dire, statistici ufficiali dimostrano come vi è una crescente fetta della popolazione dei nostri concittadini che non hanno più accesso alle cure. Ma sono cure specialistiche, le chiedo scusa se la interrompo, oppure anche normale, diciamo, visita? Anche normale. Basti pensare che nel dato ufficiale del 2022 più di 4 milioni di italiani hanno rinunziato all'acquisto di medicinali che spesso sono anche farmaci da banco, farmaci di primo, come dire, consumo per le patologie più semplici. Quindi questo è un dato. Beh, poi a parte questo, diciamo, a parte i nostri concittadini, la nostra terra è una terra, come dire, che accoglie molti migranti, no? E anche i migranti sono assolutamente sfavoriti nell'accesso alle cure. E quindi è venuta l'esigenza, diciamo, come dire, di dare una risposta ancora più efficace
a quella che lei ricordava. In effetti l'attività dell'ambulatorio Caritas esiste già da diversi anni. Dal 2016, se dal non ricordo. 2016, esattamente. E come è cambiata questa vostra assistenza? Cioè voi avete iniziato magari con gli ospiti del centro, della Caritas, però negli anni, come ci sta dicendo lei, non sono soltanto gli ospiti, ma sono altri le persone, altre magari persone che hanno perso il lavoro, oppure pur avendo un lavoro non riescono a curarsi. Diciamo che l'Help Center della Caritas, all'interno del quale è allocato... Stiamo vedendo delle immagini per l'appunto. L'Help Center della Caritas accoglie chiunque, quindi chiunque si presenti alla porta. Quello che abbiamo visto è cambiato che per l'appunto in proporzione sono aumentati i nostri concittadini. Quindi sono più catanesi. Sono più catanesi, mentre anni fa come dire, l'accesso alle strutture appunto di accoglienza, di sostegno, tra cui anche quella sanitaria, vedeva una prevalenza di migranti. Adesso il dato si è ribaltato, poco più del 60% sono nostri concittadini. E questo è un dato anche molto allarmante, perché significa che comunque la povertà sta aumentando. Esattamente, sta aumentando e sia appunto per chi perde il lavoro, anche in un certo senso la disgregazione delle famiglie, perché spesso soprattutto i papà, insomma diciamo ormai data la diffusione delle separazioni, dei divorzi, sono eccetera, quelli che eccetera. escono fuori da casa, no? Quelli che escono fuori da casa e si ritrovano, non sanno dove dormire, non sanno come mangiare, dove mangiare. Quindi, diciamo, ecco, il dato riguarda anche, come dire, le persone che incontriamo per strada che fino a ieri o avevano un lavoro o vivevano una situazione comunque di un tetto, insomma, Sì, questo è il dato. Io le volevo chiedere, il vostro servizio di ambulatorio funziona tutti i giorni, così diamo delle indicazioni, è aperto a che ora e in qualche modo come si può entrare in contatto con voi? Sì, allora la presenza dei medici è garantita 3 giorni a settimana, esattamente mercoledì, giovedì e sabato, almeno in questo momento. Sono volontari vostri della Caritas? Sì, sono volontari medici. Ed è aperto dalle 9 di mattina all'incirca fino 11:30, mezzogiorno. Ma in realtà il fatto che sia appunto all'interno dell'Help Center fa sì che anche negli altri giorni gli altri operatori Caritas mantengano sempre un filo di contatto. Un presidio. Esatto, è un presidio in cui contattano il medico e quindi insomma diciamo c'è un'assistenza integrata, come posso dire. Diciamo che comunque in qualche modo vi hanno aiutato sia Rete Ferroviaria Italiana, in questo il Comune di Catania, perché questi locali sono messi a disposizione in maniera del tutto gratuita, sono stati anche ristrutturati, adeguati a quelle che sono le nuove esigenze. Sì, devo esprimere un ringraziamento sia agli amministratori locali del Comune sia alle Ferrovie dello Stato. Devo dire che le Ferrovie dello Stato sul territorio nazionale sono molto attente, hanno proprio una, non so come definirla, diciamo una sezione delle Ferrovie dello Stato che all'interno delle stazioni in Italia, così come a Catania, accoglie gli help center. Quindi i centri della Caritas. Sì, c'è una solidarietà, come posso dire, tradizionale da parte delle Ferrovie dello Stato. Diciamo che storicamente sono sempre state un po' le stazioni, il primo luogo dove tanti andavano a rifugiarsi senza tetto, a dormire e via dicendo, quindi potrebbe anche essere questo il filo che collega. Sì, come dire, le Ferrovie dello Stato hanno visto per l'esperienza e hanno compreso che la stazione è un punto di transito ma è anche un punto di accoglienza per la marginalità. E quindi per me già da anni.
E bisogna ringraziare per la buona volontà che ci hanno messo, diciamo, e poi tutti quei privati, perché la ristrutturazione dei locali è stata a carico della Caritas attraverso la donazione di privati generosi. E anche l'8 per 1000 della Chiesa anche Cattolica, l'8 una per parte, certo, insomma, certo, è andata a voi. Ci può dare un dato quotidianamente, se abbiamo un dato, quotidianamente quante persone nei giorni in cui chiaramente è attivo il vostro ambulatorio viene frequentato? Perché negli anni passati è stato fatto un bilancio, adesso voi che avete avvertito l'esigenza di allargare e di avere una maggiore presenza, immagino ci saranno ogni giorno persone che vengono a consultare i vostri medici e il vostro personale. Sì, diciamo che quotidianamente una decina di persone. Devo dare un dato, negli ultimi 3 anni abbiamo avuto più di 1000, noi li chiamiamo ascolti sanitari, ora poi dirò perché. Di questi 1000 ascolti poi più di 600 sono stati proprio interventi. Interventi sono a volte interventi di cura semplici, non so, a parte la visita, ma poi anche la dispensazione di farmaci utili proprio per le patologie più semplici, oppure l'accompagnamento verso percorsi diagnostici o terapeutici più complessi, più avanzati, che ovviamente noi non siamo un ospedale. Certo. No? In questo caso a carico di chi sono questi controlli, diciamo, che comunque hanno dei carico costi? della Caritas. Quindi comunque Devo voi dire che, seguite diciamo, tutto il percorso devo sanitario. dire che a carico della Caritas, sì, a volte, devo dire raramente, insomma, è necessario un impegno economico, perché Catania è una città generosa. È veramente una città generosa, e quindi vi è poi una rete, come dire, di collaborazioni con altri professionisti di altre strutture pubbliche, private, insomma, che si mettono a disposizione. Ecco perché anche la chiamiamo rete di accoglienza sanitaria, un network, diciamo, di collaborazioni. E stavo dicendo poco fa la sua domanda, La mia perché domanda è era interessante. sugli accessi, che cosa Sì. significava praticamente. Poi vi è a proposito degli accessi, non è da dimenticare, e forse per noi come persone è l'aspetto forse ancora più importante, l'accoglienza alla persona. Le persone che noi assistiamo sono persone che non è che vivono solo la povertà, vivono un disagio culturale, vivono una solitudine, e spesso l'ascolto... Diciamo che il vostro essere presenti... Sì, farli sentire considerati nella dignità, nel gesto... questo è già... Sì, tanto, che a volte vale di più del gesto in sé. Dell'aspirina Sì. o della tachipirina nella circostanza. Grazie a Salvo Guarnera, che ricordiamo in rete è il referente della rete sanitaria della Caritas per l'Help Center di Catania. È un argomento su cui si può tornare magari nelle prossime settimane per capire come sta andando anche questo nuovo servizio, anzi il servizio allargato da questo punto di vista, è stato implementato. Noi ci dobbiamo assolutamente fermare, resteremo a parlare ancora di medicina, parleremo di mototerapia, tutto questo fra pochissimo. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, e adesso andiamo a collegarci con il professore Luigi Mazzone, che è il direttore di neuropsichiatria infantile di Roma Tor Vergata. Professore, buongiorno.
Buongiorno a voi. Intanto grazie per essere con noi questa mattina. Parliamo con lei di mototerapia. Ne parliamo con lei perché mentre la politica ha approvato alla Camera con 129 sì, 5 no e 90 astenuti la legge per il riconoscimento e la promozione della mototerapia negli ospedali, gli esperti in generale, ma anche le famiglie dei bimbi soprattutto autistici non sono molto d'accordo con questo tipo di mototerapia. Intanto le volevo dire, questa mototerapia lei ha visto, ha mai osservato come funziona, nel senso direttamente in un suo reparto? Perché per noi mototerapia è una cosa strana, no? Perché si parla anche di motori, di motociclette piccole chiaramente. Perché alcuni dicono, cioè la politica dice che va bene anche se non ci sono delle linee guida nel panorama sanitario, e gli esperti come voi invece sono contrari? Perché semplicemente non esiste. La mototerapia non è una terapia, è una bellissima attività ludica, ricreativa, come ce ne sono tanti, come può essere qualsiasi altra attività sportiva, come può essere il basket, come può essere la pallavolo, il calcio, una passeggiata al parco. Ecco, sono tutte delle attività che hanno un riscontro emotivo, sicuramente. Non ha niente di terapeutico, mi chiedo scusa allora, da questo punto di vista. Non ha assolutamente nulla di terapeutico, ma non perché non lo dico io, semplicemente perché quando si parla di evidenza scientifica di terapia c'è un percorso che bisogna seguire, che è un percorso scientifico di validazione delle terapie, in cui si inizia con delle ricerche che iniziano a dimostrare qualcosa e si finisce con quelli che sono dei studi, dei trial che noi chiamiamo randomizzati controllati, che vengono pubblicate in riviste scientificamente impattati, e da là poi gli organi governativi, nel caso dell'Italia l'Istituto Superiore di Sanità, applica delle linee guida che la politica recepisce e mette in atto a livello politico. Ecco, se è stato fatto il percorso opposto, cioè senza nulla di tutto quello che gli ho raccontato, la politica ha deciso, su quali basi non so, di far passare alla Camera la mototerapia. Professore, allora parliamo adesso invece di quello che si sta trasformando in una vera e propria, posso utilizzare questo termine, epidemia, cioè parliamo di autismo. In Italia i casi crescono anno dopo anno. Ci può dire se c'è un riscontro da parte vostra, se c'è una motivazione per cui forse prima non si conosceva questo tipo di patologia e probabilmente non veniva annoverata, oppure ci sono delle cause che stanno sviluppando, stanno facendo crescere i casi di autismo? Sì, allora più che patologia chiamiamola condizione. O disturbo. Allora sì, è vero, i dati sono in aumento. Perché sono in aumento? Sono in aumento sicuramente da un lato perché siamo più bravi a riconoscere alcune forme lievi che prima sfuggivano a un occhio attento, che prima sfuggivano anche alle diagnosi. Per cui questa è la prima motivazione. La seconda motivazione è che oggettivamente ci sono più autistici. È vero, il motivo, la letteratura scientifica ci racconta che l'epigenetica, cioè dire le interazioni tra cause ambientali e cause genetiche insieme possono essere una delle spiegazioni. Voglio dire, su un substrato geneticamente predisposto ci possono essere delle cause ambientali che uno può essere inquinamenti ambientali, possono esserci, la letteratura ci parla anche di alcuni farmaci che possono essere su soggetti predisposti un fattore di rischio se presi durante la gravidanza.
E tutti questi fattori stanno provocando oggettivamente un aumento dei numeri. Professore, le volevo chiedere, ma un genitore come fa ad accorgersi? I bambini sono troppo piccoli, molto piccoli, quando mostrano questi primi segnali, queste avvisaglie. Ci sono diciamo, delle cose da attenzionare, dei comportamenti? Guardi, posso dire intanto una cosa? Ho un ritorno in cuffia e sento la mia voce. Adesso chiediamo alla regia. Sto facendo una fatica enorme. Capisco, la comprendiamo, perché evidentemente adesso proviamo a risolvere. Grazie. E vediamo se riusciamo intanto. Però, allora, sì. I segnali dei genitori. Guardi, allora, intanto penso c'è un gap, perché i primi, diciamo, sintomi compaiono tra i 18 e i 20 mesi di vita. Grazie, ora va molto meglio. E poi in realtà la diagnosi arriva a volte dopo i 36 mesi, per cui quello che dovrebbe essere una diagnosi precoce non sempre avviene, e noi sappiamo che la diagnosi precoce è importante perché esiste una cosa che si chiama plasticità cerebrale, cioè nei primi mesi di vita, nei primi anni di vita, il cervello del bambino è molto plastico, per cui intervenire precocemente significa cambiare il decorso, il futuro di quel bambino. Per cui è importante riconoscere precocemente quali sono i segni precoci. E quali sono i segni precoci? Sicuramente un bambino che non si gira se chiamato, sicuramente un bambino che non ha un contatto oculare adeguato, sicuramente un bambino che si isola. Sono questi precocemente, tra i 16, i 18 e i 20 mesi, i segni su cui un genitore di solito fa attenzione. Poi, ahimè, come ho detto, c'è un gap, perché da quando il genitore si rende conto che c'è qualcosa che non va a quando si arriva a una diagnosi, spesso passa un anno in cui il bambino non fa terapia, un anno in cui il genitore magari fa dei consulti o si informa semplicemente su internet, o magari ci sono genitori che si spaventano e hanno ansia di avere una diagnosi. Allora là che la mancanza di un intervento precoce sicuramente è qualcosa che, secondo me, ma non solo secondo me, va evitato. Allora, stamattina, prima di concludere questo nostro collegamento, l'invito ai genitori, ai neogenitori, di fare attenzione a ogni minimo, piccolo particolare che possa, diciamo, fare suonare qualche campanello di allarme, e poi rivolgersi immediatamente a degli specialisti, perché magari esistono dei test, immagino, che possono in qualche modo aiutare già da subito, non dico a fare subito una diagnosi e dare una terapia, però instradare, cercare di dare subito l'aiuto, diceva lei, prima si arriva e meglio è. Confermo, prima si arriva e meglio è. Ci sono dei questionari, ce n'è uno in Italia, si chiama M-Chat, che è un questionario per i pediatri, molto semplice, di poche domande, in cui è già orientativo per i pediatri utilizzare questo test, e veramente si fa in pochissimi minuti. E al momento in cui c'è il sospetto, sicuramente lo specialista, che in questo caso è il neuropsichiatra infantile, che ahimè mi rendo conto che il termine, la parola fa ancora un po' paura, però si rende necessario anche per non confermare le paure dei genitori o del pediatra, per cui non è che il neuropsichiatra infantile per forza deve fare la diagnosi, può anche dire no, non c'è nulla che si riferisce all'autismo, magari c'è un semplice ritardo del linguaggio, tutto andrà sicuramente bene, per cui non sempre quando si rivolge al neuropsichiatra infantile bisogna avere per forza cattive notizie, ecco, per cui anche vedere il bicchiere mezzo pieno. Professore, noi la ringraziamo per questo suo intervento prezioso questa mattina, ci ha aperto diciamo, nuovi orizzonti. Grazie a voi. Grazie, ci ha fatto capire come intervenire tempestivamente e quindi aiutare i genitori in questo senso. Un argomento davvero molto interessante e immagino tante famiglie avranno seguito con attenzione questi suoi consigli. Una buona giornata a lei. E adesso, prima di andare all'almanacco, c'è un aggiornamento rispetto alla notizia di cui abbiamo parlato in apertura di questo nostro appuntamento. Si è consegnato ai carabinieri il presunto omicida di Giovanni Russo, il giovane di 23 anni che è stato ucciso ieri in una sparatoria in casa a Vittoria. Si tratta di un 29enne, l'indagato è stato interrogato dal magistrato ed è stato portato adesso nel carcere di Ragusa. Arriva l'almanacco e dopo i consigli delle stelle. Un altro alleato
reato molto valido per le pulizie di casa è proprio il sapone di Marsiglia. È ottimo per pulire i pavimenti in ceramica, in cotto e per il parquet. Basta aggiungere alcune scaglie di sapone a un secchio d'acqua calda e procedere così alla normale pulizia del pavimento. Grazie alla delicata azione detergente pulisce a fondo i pavimenti senza rovinarli e li lascia belli profumati. Parliamo della bevanda più famosa ma al contempo misteriosa del mondo. La Coca-Cola nasce nel 1886 ad Atlanta, negli Stati Uniti, come una medicina per il mal di testa inventata dal farmacista John Pemberton. La sua ricetta originale, custodita gelosamente in una banca, contiene estratti di coca, cola, lime, vaniglia, caramello e altri aromi. La coca, una pianta da cui si ricava la cocaina, viene poi eliminata nel 1903. La Coca-Cola diventa presto una bibita dissetante e popolare, grazie alla sua formula segreta e al suo gusto unico. Allungare un broru. Questo modo di dire letteralmente significa allungare il brodo, ma si usa per indicare qualcuno che porta le cose per le lunghe, che non arriva al punto, che fa perdere tempo. Deriva dall'usanza di aggiungere acqua al brodo per farlo durare di più quando non si hanno abbastanza ingredienti. Un esempio è: non allungare un brodo, dimmi subito cosa vuoi da me. E allora noi siamo, molto pragmatici, non allunghiamo niente, siamo già al caffè fra le altre cose con Marco Amato. Buongiorno Marco, vediamo le stelle cosa ci dicono oggi. Buongiorno Manuela, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. C'è Miley Cyrus nel mirino oggi di Marco. Sì, ho messo proprio lei sotto i riflettori delle stelle perché mi ha molto stupito l'esorbito di seguito che ha avuto, cioè numeri pazzeschi, tant'è vero che l'IFPI, ovvero l'osservatorio che si occupa di analizzare tutti i dati di ascolto e di riproduzione dei pezzi, ha addirittura registrato 733 milioni di ascolti, cioè dei numeri proprio pazzeschi da capogiro. Oltre a questo grande, ha avuto tra l'altro il premio Single Awards proprio perché è diventato Flowers, è diventato il singolo più ascoltato in assoluto dell'anno precedente. Complimenti sicuramente alla signora Miley Cyrus, ma anche un italiano ha ottenuto dei risultati molto simili perché la canzone italiana è quella di Lazza ed è stata Cenere, anche lui con 62 milioni di ascolti. Assolutamente Miley Cyrus, che in questa didascalia fa proprio, in questa foto fa il verso un po' a Madonna quando faceva le foto, un po' così anche con Naomi Campbell. Sicuramente tra questo successo italiano di Lozza e quello di Miley Cyrus è imperante come gli ascolti sono sovrani nei termini in cui magari ci aspettiamo che i primi in classifica siano sempre dei nomi pazzeschi o delle hit assolutamente orecchiabili e conosciute. Lo sono anche queste due, per carità, però è sorprendente sempre la democraticità della scelta dell'ascolto sui mezzi social. YouTube e Spotify in questo senso sono proprio la misura più adatta. Leone è Lozza e Miley Cyrus è Sagittario, segni di fuoco brillanti. Brillare per successo è tipico dei segni di fuoco. Vi ricordo una per tutte che nella musica leggera internazionale la signora Ciccone è assolutamente imbattuta sempre. Madonna è Leone. Ecco, i fuoco sanno raggiungere dei risultati eccezionali in termini di successo. Oggi, parlando di astrologia, è una giornata un po' speciale proprio perché il dio dai piedi alati, il messaggero Mercurio, dio che nelle mitologie greche è sempre giovane proprio per la sua facoltà di essere un veloce comunicatore, fa da messaggero
passeggero tra l'Olimpo e gli uomini, ma anche accompagna le anime fino al regno dell'Ade. Cosa fa il pianeta che determina la comunicazione nello zodiaco oggi? Nel regno dei pesci si congiunge al Sole e a Saturno. Con entrambi i due pianeti, ecco, porta chiarezza Sole, ma anche praticità e razionalità Saturno. Chiaramente è inutile dire che i pesci fanno da padrone, perché prendono il comando di tutta una serie di faccende in maniera molto carismatica, mentre invece i Cancro vanno benissimo da un punto di vista lavorativo e finalmente si sblocca qualcosa per cui si possono esprimere al meglio in termini pratici e non solo sentimentali una volta tanto. Allo Scorpione vengono fatte delle interessantissime proposte lavorative che probabilmente accetterà di buon grado. Cosa fanno gli altri segni zodiacali? Chiaramente avvantaggiatissimi i Leone, i Sagittario, gli Ariete, i Fuoco, perché Mercurio congiungendosi al Sole porta un acume critico all'Ariete, porta invece una chiarezza espressiva al Leone che centra immediatamente il punto, mentre il Sagittario riesce a dialogare, a riprendere la comunicazione con qualcosa che era andato un po' male. Gli Aria, anch'essi molto avvantaggiati, più di tutti Acquario, proprio perché tutta questa compagine planetaria se la trova in seconda casa, quindi l'Acquario finalmente riesce molto bene in termini pratici, economici e progettuali. L'Acquario è sempre, come tutti gli Aria, un po' fra le nuvole, ma un po' di pragmaticità anche per lui oggi e in questi giorni sarà possibile. Gemelli si riprendono un po' con difficoltà delle dialettiche affettive che avevano un pochino tralasciato. Oggi una buona notizia arriva proprio al lavoro, in cui c'è la possibilità di un accordo vantaggioso bilancia. La bilancia, che si sente un po' tagliata fuori, un po' stressata, non si accorge che invece si stanno preparando tutta una serie di faccende ottimali per il suo successo, quindi state attenti bilancia, e soprattutto non pensate che non sta accadendo nulla, è decisamente il contrario. Per ultimi i segni di terra. Ultimi, ma per modo di dire, proprio perché Toro e Capricorno di questi aspetti planetari si avvantaggiano un poco. Il Toro risolve tutta una serie di faccende anche con l'aiuto di qualcuno che porta un buon consiglio e una buona direttiva, per cui si potrà budgettare su tutta una serie di accordi. Il Capricorno è sempre svettante col suo oroscopo magnifico, ha dei mesi d'oro il Capricorno, e vi ricordo, come ho detto, quest'anno il Capricorno sarà l'unico a non avere nulla contro, quindi forza cari Capricorno, mettetecela tutta. Vergine purtroppo è quello che ha tutti questi pianeti contro, perché se i pianeti sono in Pesci ovviamente sono opposti alla Vergine, quindi una Vergine che fatica un po' ad andare avanti, ma è un po' subissata da tutta una serie di impegni, ma la valutazione dell'idea altrui è importantissima, nel senso che i Vergini si renderanno conto che non esiste solo il loro punto di vista, ma anche quello degli altri. E detto questo, vi auguro un buon proseguimento di mattinata, mentre io mi tuffo in un croccante alla ricotta e pistacchio che mi aspetta da un po'. Buona giornata! Grazie. Emanuela, un'ultima chicca dalle pagine dei giornali. Sì, dal Corriere, visto che si parlava di musica, allora lui è Liam Gallagher, ex Oasis, e assieme a John Squire è in testa alle hit inglesi, e sulla reunion con il fratello Noel, con cui hanno fondato gli Oasis, dice niente da fare. Hanno sempre avuto un rapporto molto bellicoso, si sono sempre presi a scazzottate da tutte le parti. E mi pare che non hanno risolto i loro problemi. Assolutamente no. Allora Emanuela, il 28 febbraio del 1903 è nato uno dei registi più famosi e premiati di Hollywood. Si tratta di Vincent Minnelli, che è scomparso nel 1986. Il regista americano di origine palermitane, dal lato paterno, ha diretto oltre 30 film, soprattutto musicali, come Un americano a Parigi e Incontriamoci a St. Louis, e anche Gigi, per il quale ha vinto l'Oscar del 1959. Te la ricordi la scena madre del film Il laureato, quella in cui Mrs. Robinson si sfilava le calze per sedurre appunto il neolaureato, che era Dustin Hoffman? Ecco, non sarebbe mai esistita negli Stati Uniti se il 28 febbraio del 1935 il chimico Wallace Carothers non avesse inventato il nylon, il noto materiale sintetico di cui sono fatte appunto le calze. E poi cambiamo argomento e parliamo di tecnologia. Il 28 febbraio del 1959
1954 a New York viene messa in vendita la prima televisione a colori della storia. Ora la musica e andiamo al 28 febbraio del 1984. Michael Jackson ha fatto il botto, nel senso che ai Grammy Awards, in prestigiosi premi musicali, il re del pop ha vinto ben 8 statuette con il suo album Thriller. Stiamo per l'appunto vedendo un record assoluto. E il 28 febbraio del 2000 è stata una data storica per le donne italiane. In questo giorno, per la prima volta, il concorso per entrare all'Accademia Militare si è aperto alle donne che hanno potuto candidarsi per diventare ufficiali dell'esercito, della marina e anche dell'aeronautica. Andiamo al 28 febbraio del 2013, quando Papa Benedetto XVI lascia il soglio pontificio, come aveva già annunciato. Papa Joseph Ratzinger prende una decisione senza precedenti, infatti è il primo Papa a dimettersi volontariamente dal 1415. E infine, 28 febbraio del 1992, Luca Barbarossa, che sentiamo già in sottofondo e vediamo in questa foto, trionfa al Festival di Sanremo con la canzone Portami a ballare. Il cantautore romano, dopo una pausa di 3 anni, riprende l'attività musicale ritornando per l'appunto a Sanremo con una canzone melodica e toccante dedicata al rapporto tra madre e figlio. La canzone invita la madre a portare a ballare il figlio, uno dei quei balli antichi che nessuno sa fare più, e con questo per l'appunto noi chiudiamo la puntata di oggi. Grazie Emanuela. Grazie a te Angelo, a domani. Torna domani mattina, buongiorno Sicilia. Sì, vorrei dirti, portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare fuori.